Un confronto schietto e disteso, quello tra Giovanni Manildo e Alberto Stefani, davanti a una platea di delegati della CISL arrivati da tutta la regione. Ai due candidati presidenti è stato proposto un manifesto in 10 punti che il sindacato ha scritto per il Veneto del futuro. Questo Veneto è un Veneto che ha bisogno di rigenerare se stesso e quindi noi pensiamo che l'impegno che loro hanno preso sia un impegno importante, in particolare su un tema che per noi è molto caro, perché crediamo che sia necessario oggi per tenere insieme tutta la società, la coesione e le prospettive di crescita e di sviluppo, che è quello della realizzazione di un Consiglio regionale dell'economia, perché davvero noi pensiamo che oggi si debba lavorare tutti assieme in questa grande alleanza che somiglia un po' a quello che hanno fatto alcuni grandi paesi europei. Bene, la proposta di Manildo di un assessorato alla partecipazione, spiega la CISL, ma affiancato a un osservatorio della partecipazione. Bene anche il marchio Veneto 100% lanciato da Stefani, ma capendo quali siano le politiche industriali e di sviluppo che propone. I titoli sono importanti, poi noi siamo abituati come CISL a guardare nel merito e nella concretezza e quindi li misureremo per le cose reali che verranno fatte e nelle scelte che realizzeranno.